Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in Veneto, siamo sui Colli Iberici, vicino a Vicenza. L'escursione di oggi sarà una facile passeggiata verso l'eremo di San Cassiano. Oggi è il giorno di Pasqua, scesi dall'auto, fa conto che ci sono 16 gradi, quindi giornata praticamente primaverile e andiamo in questa escursione. Oggi saremo in compagnia di amici, quindi ho tolto il microfono alla Gia, perché altrimenti io mentre registro lei sta parlando con gli altri e non posso dire stai zitta ogni secondo, e proseguiamo. Buona visione. Campane a festa oggi che è Pasqua e abbiamo parcheggiato qui proprio all'entrata del sentiero per via Broggio, che dall'altra parte, come vi ho detto, è chiusa. Adesso vi faccio vedere l'entrata del sentiero. Qui vediamo che all'inizio c'è il bel cartello, qua ci sono i sentieri, il 3 e il 4. Vedete, siamo a Lumignano e abbiamo preso l'entrata da Broglion. E adesso da qui si parte da questa parte. Oggi siamo in compagnia di amici, quindi ci sono un po' di confusione più rispetto al solito, oltre alle campane che sentite, cioè Pasqua e campane ci sono ogni minuto, perché insomma si fa festa. E oggi andiamo a farci la nostra bella escursione pasquale. Iniziamo da questa parte. Era qui la strada prosegue, ma c'è il cartello che segna 3/4, che è il sentiero che stiamo facendo oggi, come vedete qua, che scende da questa parte e noi scendiamo. Guardate che bello! Sono le 10:45, c'è ancora freschetto, anche se c'erano 17 gradi. Allora voi da qua non lo vedete, ma da là in fondo si vede dove dobbiamo arrivare. Si sentono qua tutti gli uccellini che cantano e qua è tutto molto carino. Qua. Sembra anche carsico qua la situazione. Bello. Qui intanto vediamo già l'eremo di San Cassiano. Naturalmente questa è una facile escursione. Allora ricordiamo sempre che questo eremo è aperto dai volontari solo la prima domenica di ogni mese. E noi, visto che oggi era Pasqua, abbiamo dato un'email. Se andate sul sito ufficiale dell'eremo di San Cassiano c'è un'email, abbiamo scritto e ci ha risposto subito, gentilissimo. E Davide mi sembra, ciao Davide se vedi il video, e ci ha detto che oggi era aperto, che però non ci sono i volontari che ti fanno la spiegazione della storia e tutto quanto, insomma, però gentilissimi. Era qua, ha detto già, che è tutto aglio orsino questo qua. Commestibile, ha detto che le foglie le ci puoi fare un pesto. Guarda, bella. Super. Allora, qua mi chiedevano che comunque qui che c'è il cartello 3, 4 eccetera, qui c'è un incrocino. Allora adesso noi proseguiamo qui a sinistra verso l'eremo, poi quando torneremo indietro andremo di qua per fare un bel giretto ad anello. Già che sta gestendo qua. Naturalmente abbiamo tolto il microfono a Gia, perché sennò io non riesco più a registrare, perché gli parla sempre per tenere banda, no, alla gente. Siamo saliti un po', abbiamo fatto 90 metri di dislivello. 38 minuti chiacchierando, 1 chilometro e come vedete siamo arrivati
quindi come vedete molto facile. Adesso qui la porta è aperta, se è aperta io entro. Qui è il punto in cui chiudono poi tutti gli altri giorni del mese tranne la prima domenica, vedete? Quindi proprietà privata, vietato l'accesso, le visite sono consentite ogni prima domenica del mese, area videosorvegliata, eccetera. Questa mattina è venuto, vedete c'è il cancello, è venuto un volontario ad aprire. Guardate che roba, che roba. Qua c'è un fico e qua troviamo l'eremo che vedete da affiorare con vista. Naturalmente oltre a riuscire a entrare qui dal cancello esterno si può proprio entrare fisicamente nello stabile, e adesso andiamo a fare una breve visita. Naturalmente qui consigliano di non andare a entrare con i bastoncini da trekking, già che sto facendo contenuti per Instagram, vedete? E qua si entra. Già sopra che esplora l'ombra, qui si entra in un'altra zona. Guardate quanti bei iris. Ma è la bottiglia di vino di Castaglio fresca lì? Sì. Lì è vietato l'ingresso, non si può andare giù però. Questa l'avevo visto da sotto. Guardate qua. È una specie di museo. Dimmi. Ecco, dove eravamo prima, gli scalini. Ecco qua, una specie di museo con il libro con tutte le piante che troviamo in questa zona. E anche in base al periodo. Infatti, eccolo qua, quello che ha trovato prima è già l'aglio orsino. Vedete che dice che in questo periodo c'è. Vedi che c'è, amore? Aglio orsino? Già, visto che non parli mai di qualcosa. Buongiorno ragazzi. Basta? Com'è? Com'era questa escursione? Ma come farmi queste domande? Non lo so, Intervista. devo capirlo ancora. Devo ancora capirlo. Qui abbiamo... Vi consigliamo di venire nei Colli Iberici a visitare questo eremo che è aperto tutte le domeniche. Abbiamo detto 4 volte. Bravo, allora cosa mi chiedi? Vai. Qua c'è della convivialità. Dimmi. Sì, delle appine. Appine, questo è mangiare. Anche rimbombano. Guardate che roba. Allora, qua hanno messo questa roccia qua, questo tinozzo rocciato, perché da sopra là scende l'acqua, discende da sempre. Storia. Qua si entra dentro un'altra grotta. Oh, grande questa. Sempre queste rumore di appine. Siamo arrivati qua alla fine del percorso dell'eremo, infatti lo vedete là, vedete?
Siamo arrivati qui, abbiamo trovato il nostro tavolo prenotato qua per Pasqua e qui faremo il nostro pranzetto. Qui stanno parlando già di cibo. Una cosa che mi è piaciuta tanto è quest'albero, guardate che roba. Guardate che roba, con vista. E poi proveremo a fare un giretto da sopra per dove c'è la croce e venire giù dall'altra parte, un giretto d'anello. Allora, stanno tirando fuori tutti di tutto e il mio zaino, che è pieno solo di cibo, è ancora chiuso e c'è già la tavola piena, quindi... Aspetta, abbiamo fin la borsa a frigo, aspetta. Già, com'è la situazione? La situazione qua. Sì. Sono morbidini. Allora, gli spazzle, Allora, abbiamo gli spazzle da mangiare con... Certo. la mocca, e il caffè, Eh, il fornello, aspetta che arrivo, il fornello. Allora, bombola, pentola. Se ti Dimmi. organizzavi mi facevo il super sugo. Prossima volta, aspetta, non è di Eremi. Allora, qua per pranzo abbiamo gli spazzle con la robiolina e sono trovato sto locale qua dove far da mangiare, mentre gli altri stanno facendo aperitivo. Gli spazzle sembrano molto belli, adesso li impiattiamo. Qua spazzle pronti e buon appetito! Allora, come c'è stato anche nel video dell'anno scorso di Pasqua, c'è il costo delle uova, qua, tradizione. E Hai 3 concorrenti? Punta con Allora. punta, vero? Non so. Sì, Sì. prima punta con punta. Vedi come lo prende lei? Così resta Vai. bello forte. Tu lo devi prendere così, no? E gli lasci fuori solo il puntino. E più lo stringi in teoria, più lui è sì, non è corazzato. È una cazzata. Va bene! vero. Vai! Dai, chi è che scozza? Scozzo me. Scozza te. Ecco, già hai perso Però subito. ancora il sedere intero. Niente, il mio Niente, uovo quello- è andato. Tu invece così? Facciamo. Vai! No, aspetta, adesso te lo rompo io. Aspetta, come si fa? Così. Così. Sì, vai. Così. Prima ancora. Niente, dai. È l'energia qua. No, lo tiene così stretto sia. No, non so stringerlo, so solo di tenerlo, non so di stringerlo. Aspetta. Niente. Ma cioè, è finto! è finto. Ma non è L'uovo di legno, l'uovo di legno, quello per cucire le calze bucate. Che vediamo se veramente. Sì, sì. No, ma No, dai, si rompe prima. Poteva essere finto, vero? poteva essere fake. Adesso che La stessa roba. Allora, luce e ombra, però qua abbiamo dei dolcetti qua di Udine e dentro ci sono morbidi bocconcini fritti naturalmente, dal goloso ripieno di noci, noccioli, uvette e pinoli. Poi abbiamo della frutta secca qua sciolta, della colomba di Loreo artigianale con cioccolato. Dopo- Poi abbiamo dell'uovo di Pasqua e un altro pezzo di colomba anche qua. Ok. Ah, aspetta, ma il colombelli e sapori perché... Aspetta, ma anche degli ovetti di cioccolato, potremmo restare con la fame. No, che ne vediamo un calo di zuccheri. Per amore. Allora, caffè pronto, sgoccioloso. Già è scappata. E siamo sui colli. buon caffè. Abbiamo finito il nostro pranzetto qua. È stata più difficile mettere via che tirar fuori. Abbiamo lasciato, come vedete, tutto pulito e in ordine. Tutte le immondizie ce le portiamo a casa, faremo la differenziata. Quindi mi raccomando, non lasciate mai tutte le vostre immondizie in giro. Adesso torniamo indietro un pelino e poi prenderemo quel bivio di cui abbiamo parlato prima per fare un giretto d'anello, per andare là sopra dove ci sono quelli che arrampicano e la croce che praticamente sarebbe là sopra. Quindi torniamo indietro un attimo. Ecco che siamo
tornati al bivio di prima, quindi qua non facciamo più il 3 ma prendiamo il 4 che sale da questa parte. Siamo tornati da qui, abbiamo passato questo torrente asciutto e adesso si ricomincia a salire da questa parte. Allora arriviamo qui, adesso a un cartello con scritto benvenuti nello Speleo Pa. Adesso guardo, penso di no. Ecco, qua attraversiamo un po'. Bello qua, un bel sottobosco. Praticamente stiamo seguendo la gola qua del Broglion, un po' a destra, un po' a sinistra, adesso si comincia a salire un po'. Comunque tutto molto carino, piacevole. Allora qua hanno deciso di fare del wild, che dovevamo andare un pelino più avanti, fin là, e passare al sentiero che c'è dalla parte opposta. E a Gianni ha detto che per qua giù è facile, e davanti Sandro ha detto sì. E stanno provando. E quindi adesso parte le pazzie della giornata. E così tagliamo un pezzo. Si va? E alla fine invece ce la si fa facilmente. E quindi abbiamo fatto un taglietto. Dalle riprese non sembra, comunque prima eravamo dalla parte di là, adesso siamo dalla parte di qua, stiamo tornando indietro perché dobbiamo salire qua sopra. È proprio giungla, è la tipica vegetazione che troviamo intorno ai torrenti. Vedete? Stupendo. Si prosegue qua, adesso è cambiato completamente l'ambiente, adesso non c'è più il torrente accanto, un po' di caldino, è molto più giungla qua. Che robetta? Sì, sì. Dobbiamo attraversare un torrente potente qua. Tac. E poi si prosegue. Oh, che bello questo. Questa è la fascia ortica, vero? Sì. Bella. Arriviamo al punto panoramico chiamato Dente di Attila. Vedete? E dice che è chiuso. Niente. E questo è il Dente di Attila. Tac. Arriviamo anche subito dopo il Dente di Attila, c'è il punto panoramico. Sì, sì, per lì, dove? E qua arriviamo alla croce del Broglion. Ah, bravi! Che vedevamo là dove stavamo mangiando, che è là dove c'è i cipressi. Che vista da qua! E questa è la parete d'arrampicata. Siamo arrivati alla croce, salutate tutti. Ciao! E da qua si gode un'ottima vista là sull'eremo dove abbiamo mangiato, su tutta la valle. Stupendo. Poi c'è Arietta adesso, quindi che c'è abbastanza caldo oggi, saranno 20 gradi ormai. No, sono 24 anche. E anche 24 dice c'è. Adesso in teoria è il punto più alto, adesso cominciamo a scendere. Bello bello. Discesina verso la macchina. Sì, adesso non lo so. Poi c'è un bivio, adesso vedo. Un cartello, quindi secondo me da di là. Vero? Ah, così arrivati alla macchina. Sì, ma devo girare a destra o a sinistra? Sinistra. Praticamente quasi dritti. Continuiamo.
questa parte. Adesso deve essere fucsia, infatti. E calduccio. E ritorniamo alla civiltà. Ottimo. Siamo arrivati alla fine del nostro giro ad anello, tra poco c'è anche l'auto. In totale abbiamo fatto 260 metri di dislivello positivo facendo l'anello. 5 km 200 metri, 4 ore e 20, però ci abbiamo messo mezz'ora, 35 minuti ad andare su. Adesso fare questo giretto qua un'altra oretta. Quindi consigliato per fare dei giretti tranquilli, una roba molto carina. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete like, un commentino per dirci come vi sembra e se avete qualche consiglio qui in zona sui Colli Iberici. Anche questo è un posto che siamo venuti oggi per la prima volta. Ho recuperato già un secondo, vieni qui vicino, saluta, ho già detto tutto. Se vuoi fare un commento finale. Belli colli, ma oggi è troppo caldo. Io do il meglio di me sui 1800. Quindi ciao e alla prossima avventura. Ciao!